Andrea Giannini, capitano di Montecchio, insomma, il derby sembra una partita a sé, 8-4, partita scoppiettante, forse anche un po' troppo derby, no? Però alla fine cosa porti a casa di buono da questa partita? Porto a casa che innanzitutto Siena ha giocato una buona partita, noi portiamo a casa l'Inter che non abbiamo messo nella Coppa Italia e ci stiamo allenando per essere più cattivi sotto porta, per essere più cinici, però una squadra come il Tiene che non molla mai è difficile. Sì, ve ne eravate accorti anche nella partita qui al Palavacari in Italia che Tiene quest'anno forse rispetto agli anni scorsi ha registrato molto di più in difesa e sembra una strana un allenatore che faceva la giocata, no? Ecco. Voi per la verità i gol sono arrivati soprattutto da te che per una doppietta hai tenuto sempre sotto, forse è mancato un po' il contributo degli attaccanti perché sono andati a battere addosso a questo muro. Secondo te coach Zampi e voi insomma, cosa dovreste migliorare a livello di dettagli per riuscire insomma, a metterla in fondo al sacco un po' più Sì, beh, siamo consapevoli che non c'è un vero bomber in questa squadra, quindi gli attaccanti siamo un po' tutti, diciamo. Questa è la partita doppietta, però sì, in settimana dobbiamo lavorare di più a lavorare personale per avere più gioco in quello di squadra, perché siamo ancora in crescita. Ultima domanda e poi ti lascio una cosa doccia. In Coppa Italia abbiamo visto un Montecchio dei tanti volti, no? Irresistibile con Sandrigo, eroico e quadrato contro il roller, poi le partite con Piene, con Bragante, un po' così. 6 giorni fa con la BPL, insomma, un secondo e 30 di quel gol di Menendez vi ha tolto una meritatissima vittoria a mio avviso. Sto giro insomma avete dovuto rincorrere, che campionato ci aspetteremo da Montecchio quest'anno? Abbiamo un campionato spero positivo sì, a Correggio abbiamo perso noi la partita a qualcosa che decimo alla fine per un errore nostro, però questo è ovvio, fino alla fine bisogna giocarsela. Il campionato speriamo di fare il più punti possibile prima per salvarci e dopo possiamo trovare Qualcosa di più interessante. Va bene, allora ti ringrazio e buona serata.